Marcello Saddone, assessore alle attività produttive del Comune di Nuoro. L'amministrazione comunale ha organizzato una serie di eventi in occasione del Natale del 2015. Attenzione alla solidarietà, all'inclusione sociale, in particolare questa iniziativa riservata ai bambini, a quelli più fortunati e a quelli che lo sono meno. Sì, esatto, di non doni un po' il ferro all'occhiello delle iniziative inserite in questi festeggiamenti natalizi. Abbiamo cercato di prestare una maggiore attenzione ai bambini meno fortunati, creando nella casa dell'atelier, la casa di Babbo Natale, un'iniziativa in modo da raccogliere giocattoli usati, giocattoli che non vengono più utilizzati dai bambini, in modo che chi ha meno possibilità possa usufruirne. Un'iniziativa che andrà avanti fino al 22. Esatto, è incastrata nell'ambito dei mercatini di Natale che dureranno appunto fino al 22. Abbiamo cercato di coniugare la possibilità di acquistare regali anche nel circuito cittadino con questo tipo di attenzione sociale, in modo poi da proseguire insieme agli altri appuntamenti che ci sono in città per tutti i festeggiamenti fino a Natale e anche con un concerto a Capodanno.